i play-out. Allora adesso scendiamo di categoria, andiamo a sud, esattamente a Matera. Un racconto fatto di luci e di ombre: da un lato i festeggiamenti a Matera per essere stata scelta come capitale europea della cultura per il 2019, dall'altro lato la pagina forse più triste della storia della squadra di calcio della città lucana, cioè l'esclusione dal campionato di Lega Pro. E noi allora siamo andati nella città dei Sassi per raccogliere i sentimenti contrapposti emersi da questa partita dal doppio esito. Vediamo. I Sassi della vergogna, così erano definiti negli anni 50. Ora sono diventati i Sassi che incantano mezzo mondo. Da 25 anni questo presepe è patrimonio dell'umanità e ora nel 2019 Matera è capitale europea della cultura. Con un aggettivo, come definisce Matera? Incantevole. Magica, decisamente magica. È una città bellissima. It's very nice. We have the main view of the town, of the old town, that is called Sassi. Mentre questa affascinante cittadina lucana è all'apice della popolarità, un colpo al cuore lo ha dato il Matera Calcio, che non ha finito il suo campionato in Serie C. È stato escluso. Matera è una piazza che ama il calcio, ha sempre amato il calcio e si può ripartire con il calcio perché il calcio a Matera non muore. Male, senza calcio siamo male. C'è dentro un certo senso di vuoto, di malinconia. Imprenditore a Matera non ci sta nessuno più. C'hanno i soldi ma non li vuole investire nessuno. Siamo corsi a settembre a fare gli abbonamenti, poi siamo rimasti tutti abbonati senza calcio. Non lo so come dobbiamo fare. È una delle tante contraddizioni dei materani, come quella che avevano dimenticato i Sassi, li avevano abbandonati, invece adesso li hanno riscoperti. Adesso però ci sono 1500 persone che avevano fatto l'abbonamento e invece sono adesso 1500 tifosi traditi. Con tanta nostalgia la gente ricorda che 40 anni fa il Matera aveva conquistato per la prima e unica volta la Serie B. Serie B sfiorata in più occasioni in queste ultime stagioni. Il Matera ha avuto sempre squadre di prestigio, siamo andati in Serie B nel 79 e quindi è un monumento anche la squadra di calcio in questa città. Abbiamo avuto una sola cosa buona per la promozione in Serie B, ci siamo rallegrati tanto in quel periodo, ma adesso stiamo piangendo. Avevamo sperato addirittura di portare il Barcellona nel nostro dossier di candidatura qui a sfidare Matera per la gioia di tutti gli appassionati e non. È un peccato, ma speriamo che il Matera Calcio in qualche modo risorga. Dopo stagioni dissennate per tornare in alto, si spegne il calcio, così come si sono spente realtà come la pallavolo femminile dopo successi anche a livello internazionale. La gente di queste parti, più dura dei Sassi, non si arrende e lotta per decollare anche nello sport. Adesso ha ottenuto questo che è il fallimento da parte del Tribunale di Matera, stiamo attivando tutte quelle che sono le procedure per poter riportare il calcio qui nella città di Matera. Girando in città abbiamo trovato uno dei candidati alla presidenza del Matera Calcio. Se le condizioni ci saranno e l'amministrazione riterrà che la mia offerta sarà quella più giusta, sono sicuro che la cosa potrà succedere. Che progetti hai in mente? Serie C, Serie B, Serie A e Coppa dei Campioni, uno perché partecipa per vincere. In questi giorni di angoscia calcistica fa un certo effetto vedere allo stadio questo striscione. Ragazzi, crediamoci. Mentre il turismo vola e Matera è un brand famoso in tutto il mondo, qui non c'è la ferrovia nazionale, ma il popolo materano non si arrende. Arriverà anche quella per rendere meno complicati i viaggi di visitatori, squadre sportive e tifosi pronti a salire sul Frecciarossa dei sogni, dopo il crollo che ha cancellato in un attimo la ricca storia del Matera Calcio. Il calcio rappresenta ancora un tassello di questo riscatto, di questa rigenerazione, di questa capacità di adeguarsi di fronte anche alle difficoltà, ai naufragi e soprattutto ai momenti drammatici che la città ha vissuto. Se potessero parlare i Sassi, chissà quante ferite si aprirebbero. Anche loro, in fondo, un tempo erano visti con disprezzo,
Anche loro hanno vissuto ingiustamente stagioni di grande oscurità, di abbandono, ma qui nulla tramonta. Deve passare la nottata.